Bene, ora cambiamo pagina, passiamo a un ragionamento, anzi a un interrogativo. È giusto che un volontario di una Pro Loco abbia tutta la responsabilità nell'organizzazione di un evento? Questo pone un rischio che le Pro Loco smettano di donare alla comunità feste ed eventi per tutti noi. Beh, sono argomenti che le Pro Loco nella loro assemblea regionale del Veneto, 500 Pro Loco rappresentate, che si è svolta a Castelfranco Veneto, hanno portato avanti nei loro interventi. Vediamo il servizio. Si è svolta nella preziosa cornice del Teatro Accademico di Castelfranco la 49esima Assemblea regionale delle Pro Loco del Veneto. Un'occasione per tutti i volontari di fare il punto sulle attività e sui risultati raggiunti, anche se a tenere banco, inevitabilmente, è stato il tema della sicurezza. È da oltre un anno, infatti, che le associazioni chiedono a gran voce una legge specifica sulle manifestazioni temporanee, con norme facilmente applicabili e che tutelino, oltre al pubblico, anche organizzatori e volontari. Ma qual è la situazione attuale? Siamo al punto di partenza, abbiamo sempre norme confuse che poi vengono applicate in maniera difforme, comune per comune e senza chiarezza. Quindi noi abbiamo chiesto a gran voce, lo chiediamo anche oggi al mondo politico, ai parlamentari di provvedere, cioè noi non possiamo continuare a lavorare col pericolo della tagliola, cioè è una cosa che ormai sta mortificando il lavoro di tante persone, di tanti volontari. Penso che il volontariato sia uno dei punti fondamentali della nostra società, in particolare nel Veneto, ma non solo, in tutta Italia, persone che si dedicano volontariamente per il proprio territorio, per aiutare gli altri, ma questi poi devono essere anche protetti, tutelati, aiutati, ma almeno nelle responsabilità che ogni giorno si prendono. Noi abbiamo detto che siamo vicini non solo moralmente, ma siamo vicini anche economicamente, al sostegno in particolare delle Pro Loco, ma anche a sostegno di chi, come abbiamo visto purtroppo ultimamente, è stato soggetto a qualche accusa infondata e deve difendersi da queste accuse, deve spendere dei soldi, oltre che un impegno, diciamo, fisico, morale che veramente lo spreme, e quindi noi, siccome vogliamo garantirci i nostri presidenti di Pro Loco, aiuteremo queste persone non solo dal punto di vista morale ma anche dal punto di vista economico. E l'importanza del lavoro portato avanti dai volontari che con passione, impegno e in modo assolutamente gratuito contribuiscono a far crescere le comunità è stato ribadito più volte da tutte le autorità presenti a Castelfranco Veneto. Un ruolo, quello assunto dalle Pro Loco, diventato strategico per la tutela del patrimonio culturale dell'intera regione. Nelle Pro Loco noi abbiamo una forza incredibile che ci aiuta a portare avanti quelli che sono i progetti anche turistici della Regione Veneto, grazie anche alla nuova approvazione del piano strategico della Regione. Ora abbiamo anche una linea da seguire e grazie ai volontari noi possiamo esaltare tutte quelle che sono le peculiarità del nostro territorio legate a una cultura, usi, costumi, tradizioni e enogastronomia.